Trovo abbastanza strano che dopo anni che si continua a predicare che tutto aumenta, improvvisamente ci sia qualcosa, qualche euro che invece cresce. Giuseppe Sbalchiero, presidente di Confartigianato Veneto, attacca la CGIA di Mestre, che nei giorni scorsi aveva sostenuto che mediamente rispetto al 2012 le famiglie nel 2013 avrebbero pagato 250 euro in meno di tasse, questo sommando l'abolizione dell'IMU all'incremento delle detrazioni IRPEF per i figli a carico. Le imprese oggi non hanno avuto diminuzione di tassazione, anzi credo stiano ancora aumentando e lo stanno dimostrando anche i dati recentemente presentati. Poi la polemica lascia fare a chi la vuole fare. Sbalchiero ci va giù senza mezzi termini. Quello che è importante è non diffondere notizie che non siano esatte. Sbalchiero ricorda le cifre sul risparmio medio in busta paga che erano uscite poche settimane fa. 11, 12, 15, 18, 20 euro, ma di cosa parliamo? Parliamo di economia? Non mi pare con 10 euro. Anche sui 250 euro che avrebbero risparmiati indicati dagli artigiani di Mestre, Sbalchiero ha qualche perplessità. Aspettiamo a averli prima e dopodiché decideremo se sono realmente un risparmio o meno, perché da quello che mi consta fra TARES e IMU credo che ci sia qualcosa che non funziona. Per le imprese la tassazione non sta scendendo. L'importante è un segnale di controtendenza, perché se è pur vero che c'è anche voglia di fare, voglia di crescere, la percezione che abbiamo è che non ci sia assolutamente nulla che ci porta in questa direzione. Per Sbalchiero la realtà è una sola. È opportuno che si parli più di imprese, di crescita delle imprese e di quello che è la realtà. Le imprese oggi stanno soffrendo, non stanno migliorando. Anche se la previsione per il 2014 di un aumento dei fatturati, questo non sarà sufficiente a far ripartire l'economia e le imprese. La sfiducia complessiva non genera investimenti, ma soprattutto la dimostrazione che le banche non stanno facendo assolutamente nulla per creare la ripresa è altrettanto vera. Nessuna luce in fondo al tunnel. Sono 3 anni che sentiamo delle luci in fondo al tunnel, non abbiamo capito se è il treno che avanza o l'uscita del tunnel.